Titti, sai che esiste un antico mestiere contadino che sta rischiando di scomparire? Firrizze, panare, cartedde, coffe, cavagne, cufine, zimmele e fascedde. Si racconta il lavoro artigianale di un tempo assicurato, caro Mario, in Sicilia, dall'abilità dei cannissari. Tu lo sai che cosa sono i cannissari? Sì. Gli intrecciatori. Questi sono capaci di creare cesti, canestri, panaredde, lo diciamo nel termine nostro, in dialetto, e diverse... prodotti nostri, nel senso sono siciliani. Ci sono anche quelli delle altre regioni, ma noi parliamo di quelli nostri, quindi riescono a realizzare diverse fogge utilizzando giunco, vimini e canna. Oggi ci troviamo qui a casa di un nonno Gaetano, e andiamo a conoscerlo perché è uno degli ultimi intrecciatori, anzi rizzature di Caltagirone. Andiamo a conoscerlo. Venite. Permesso, cerco nonno Gaetano. Buonasera. Buonasera. Posso disturbarla? Sto vedendo che lei è già al lavoro, che sta intrecciando, o meglio drizzando. Che cosa sta facendo? Un cestino, un paneretto, un panaro. Un panaro. Allora, ci troviamo qui a casa di nonno Gaetano. Buonasera e grazie per averci aperto le porte di casa sua. È un piacere. Allora, nonno Gaetano, io preferisco chiamarla così. Mi racconti un po' di lei. Quanti figli ha? È nonno? 2 femmine. 2 femmine. E 2 generi. E 2 generi, quindi 2 figli maschi. Quanti nipoti? 5. 5 nipoti, quindi il signor Gaetano ha una bella tradizione da tramandare ai suoi nipoti. 3 nipoti maschi e 2 femmine. Bellissimo, magari poi più tardi ne conosceremo qualcuno, no? Ecco, allora inoltriamoci nell'argomento di quello che lei fa. Praticamente oggi pochi siete rimasti. Questo è un argomento che a me sta particolarmente a cuore perché mio papà non c'è più e mio papà era un bravo intrecciatore, anche lui intrecciava queste cose, quindi per me oggi questa puntata è molto sentita, questo lo devo dire, la ringrazio appunto per questo. Oggi si usa la plastica, una volta si usavano questi cuffinetti, un cestino, queste cose qua, c'era per vendemmia, per con gli arance, l'uva, pomatore, si usava questa roba qua e queste poco li facciamo quasi tutte, abbraccianti, contadini. Diciamo che questa è un'arte contadina, giusto? Di solito una volta veniva fatta dai contadini e venivano realizzate questi intrecci, questi cesti, i contenitori che oggi appunto, come ha detto lei, è della plastica, invece una volta era tutto fatto di vimini e tutti gli altri materiali. Pa' frutta, insomma, per la campagna a raccogliere mandorli, noci. Una volta i contadini lo facevano nel periodo dove la campagna era meno, che si lavorava meno, giusto? E quindi questo si usava per, almeno da quello che mi hanno un po' raccontato, mi dica lei se è vero o no, i contadini, sia donne che uomini, quando la raccolta non c'era più e quindi loro comunque sia dovevano mangiare, no? Facevano queste cose e se li vendevano. Qui è chi faceva, qua si faceva un amico, lo regalava cognato, a suocero, fratello,
ma ce n'era tante perché Ce la n'erano gente, tanti. perché si usavano, non c'era altro buzzito. Questo era quello che si faceva usavano. e si inquinava meno, giusto? E si inquinava meno, perché questo prodotto qua non Si inquina. facevano i goffini per i muri, per i cavalli. Ora ci arriviamo, Due, ora ci arriviamo. Allora, mi spieghi un po' lei che cosa sta facendo? Sto facendo un banano, mi passa il tempo così. Si passa il tempo, perché nonno Gaetano è un amante, quindi per non perdere la tradizione, a tempo perso, così si mette a intrecciare queste cose. Questo è fatto di ulivo, giusto? Questa qua è roba di oliva è forte, questa è l'unico materiale per fare questa roba qua. Che si chiama, lo diciamo così volgarmente, virga. Virga d'olivo. Virga d'olivo. E mi dico una cosa, c'è un periodo quando si può raccogliere queste virga per realizzare queste cose? Il tempo giusto è questo, perché questo. già l'olivo si remona, già è maturo e questa è matura. Nel mese di giugno, luglio È duro. piccolina e è troppo tenera. Oggi invece è dura, si lavora Quindi è flessibile bellissimo. e si lavora bene. E poi vedo che ci sono le canne. I canne ci sono, ce lo spiego. Certo. I canne si tagliano nei valli nel mese di febbraio, che la pianta dorme e è congiunta. Se li taglia prima, la canna diventa florida, leggera, perché questo di Mazzarrone, Ranieri, si viene a tagliare i canne a Cartagirone e cercavo quando la luna è piena, poi ci pare la luna piena. E ora poi lo vediamo perché, Ecco. perché così ce lo spieghiamo anche ai nostri telespettatori, un po' di sapienza contadina. Tagliando le canne quando la luna è piena, che sta dormendo, la canna è dura e rigida. Quando la luna invece sta scongendo, non sta bene. Quindi a luna piena la carne è più resistente. Bravo. Fuori a tempo la canna diventa florida, perché cantando la terra nei vari di vigne, la Si canna spezza. si trova più florida, tagliata fuori tempo, diciamo. Quando la luna invece sta dormendo, la luna è piena, non piange né quello che taglia sotto, a fondo, e manca canna. Tagliando la canna, come sto dicendo io, una canna di pari di vigna ci faceva 8 anni, non faceva. Quando la luna invece stava chiamando, era più florida, invece è più debole, fuori a Ci sono tempo, piccoli fuori a segreti tempo, con te. fuori a tempo. Quindi lei va a raccogliere, ma lei va a raccoglierla lei questa canna. Quindi per fare questo lavoro poi io penso che una persona deve conoscere bene il territorio, perché deve sapere dove andare, giusto? Perché lei deve sapere dove andare a prendere la canna, dove andare a prendere la virga, Sì. cioè, perché adesso ha gli ulivi suoi, ma quando non aveva gli ulivi suoi penso che andava da qualche parte. Ah, dell'amico, del fratello, del zio, dell'ometante, tagliati la che battiamo a fare un pane, abbiamo messo un guffinetto, discorso facendo e si taglia a tempo giusto, perché fuori a tempo è un travaglio perso, diventa florida, si rompe, più tenera. Certo. Ci spiega un po' come li fa, perché io vedo qua questa virga, in certi punti ce ne sono 2, in certi punti ce ne sono di più. Questo qua sarebbe il manaco. Ah, ecco, che è più rinforzato. Ho cercato la via più lunga, che faccio un giro qua, ci faccio un giro e poi queste qua, se voglio io, una di queste la metto così, Per fare l'orlo? oppure metto questa al lavoro qua sotto qua e questa ci faccio fare l'altro centro e ci faccio queste cannuregge fatto qua e la sotto questo con qua sotto, oppure metto tutte e due. Queste faccio in questo modo qua. Questa la porto qui sotto, questa la prendo, la porto qui sotto qua, Fantastico. stai capendo? Questa la porto, sempre buttata a parte intra, Certo. perché questo che io la porto qua, questo che non viene a parte fuori. Viene dalla parte di dentro. Se io porto invece a parte fuori si allarga, non va bene che viene Certo. fuori, se no, invece dandoci questo qua, Ecco, piccoli segreti viene di dentro, che capito? viene bello Quindi raccolto. entro qua, entra qua
E poi tutte queste montagne qua, vengono lavorate qui sotto qua. Viene tipo una cosa così, giusto? Ci viene tutto meglio che il castrotto e cammina a girare. Viene tutto così Viene il castrotto qua. un lavoro così. Ci mette i cannueggi, la canna taglio, cannueggi come... Così. E inviro il cannuccio. Quindi ci dà anche la bellezza. Così. Stava parlando qua. Infatti abbiamo visto e la stiamo presentando ai nostri telespettatori come viene con questo arco. Ma in questo momento invece lei sta crescendo, Sì. giusto? A Sì. questo punto lei si può fermare quando vuole, se lo vuole più basso, se lo vuole più Come la vita è alto. vita è lunga, poi si può toccare per pane. E questo qua le dopo tutto, se io che te calli e trappare a mangiare qui sotto. A poi le tagliare, capite? Certo, Fatto una cosa ammattata le tagliare, capito? certo. E mi dico una cosa, per l'intreccio, per intrezzare, si usa solo l'ulivo oppure ci sono altri materiali che si possono usare? Tutta l'ussavaggio che c'è sull'olivo, qualsiasi c'è un garrubo, c'è l'anato, Anche con altri c'è il alberi. salvaggio, sì, non si fa solo d'olivo, Quindi non si fa solo di olivo. né rimando né prune, qualcosa, però E sono così flessibili come l'ulivo? se imbattiamo giusto tagliare, capito signore? Quindi è il Se tempo. imbattiamo giusto. Se fuori a tempo si rompe, come io faccio una cosa questo che invece non si rompe, guarda che c'è qua, gli faccio Certo, buttare è come vuoi. flessibile, è flessibile. Ma mi dica una cosa, ma lei quest'arte l'ha imparata mi dica, lei da giovane che cosa faceva? Lei è figlio di contadino. Io figlio di contadino, con mio padre, avevo cieco, avevo i cavalli, avevamo i terreni. Però mi diceva che suo papà non Poi faceva. sono cresciuto, sono stato a fare il militare. Quando è tornato dal militare, da campagna non ci volevo andare più. Non gli piaceva. Avevamo 2 cavalli, mio padre uno l'ha venduto e abbiamo saltato i 2 cavalli e carretto. Quindi lei ha lavorato con i mezzi pesanti. Poi sono tornato qua, che è cresciuto, conosciuto da mia moglie, E al momento in cui si è messa in pensione, io voglio sapere lei come ha imparato questo lavoro qua. Allora, mia madre giusto aveva 4 fratelli, 2 fuori mestiere e 2 erano da campagna. Facevano i cannizi, quindi di frumento, fave, orzi, facevano i cannazzetti, questi fichi, facevano pareggi, zetature, remunature di piante, li chiamavano i carabisi. Caccia e Paolo c'ha bisogno di remunature e macciano, veniva a carminare un labbro. Trovava i castrutti, sta tagliavo, sta buttava un cazzo. A tempo giusto si faceva un pareggi, un cannescello, un faceva E lei quanti anni aveva nel frattempo? io volevo avere, che dire, i miei 12 anni, 13 Quindi anni. era bambino. Mio padre, che era più grande, 7 figli in casa mia, 7. Quindi era una bella... Tutti anni era io e mio padre trovava un azzoneggio, va a pigliare l'acqua, mette da cavallo, gli lascia in fascia, insomma è fatto uno che era più grande. Quindi comunque Mi ha fatto piace il la contadino per un bel po'. La sapienza contadina gliel'ha insegnata suo padre, Mi no? caricavo un cavallo del frumento, del fave che lasciavo paese e mio padre faceva un massaggio in campagna, pure si chiama, insomma. Ci è contata la mia storia. Per fortuna mi sono sposato da 36 anni fatti, aveva 36 anni. E c'è 2 figli femmine. Ok, ascolti una cosa, non si emozioni che noi qua dobbiamo raccontare. genere. E questa è la cosa più bella. Questa cosa qua è... Tutto unite. C'è tesoro più grande? C'è tesoro più grande? C'è un tesoro più grande dell'unione della famiglia e della famiglia? Bellissimo. No, e infatti. Quindi questa sua commozione è bella perché voglio fare capire ai nostri telespettatori che noi di Sacché siamo così, siamo veraci e quando c'è questo po' di emozione è perché il cuore è il sentimento che parla. Tony mi sta dicendo che mi commuovo, vabbè, penso che le persone sensibili sono fatte così. E ci dico una cosa, se stai dicendo una bugia,
che gli amici, i parenti stanno via, sto sento Certo che lo vedranno. Sto dicendo la verità. Cioè, ma noi su questo non abbiamo dubbi, signor Gaetano, non abbiamo dubbi. Però adesso fermiamoci e torniamo indietro. Lei, vedendo suo zio fare questi cannisce, Mia questi zia alla panari, lontana sono cimiteri che lo so, sono pensionati. lo so. Quindi che cosa ha fatto? Lei li guardava per imparare. Li guardavo, sì. E quindi no, dalla curiosità capiva come intrecciare. Ero io, mio padre, i cognati, mio padre, un tipo esperto, era buonaccione. Famiglia buona, famiglia Infatti, e quindi che cosa mi faccia capire? Allora, lei a 12 anni vedeva suo zio lavorare e quando ha messo per la prima volta, si è messa per la prima volta in mano una virga per iniziare a intrecciare. Ma pure a me, a 12 anni, 13 A 12 anni. casco, non ci chiacchio. Io mi facevo il fornicello, mi toccavo, ma volta, poi mamma, che ho fatto travaglio di babbo, si impara, si scioglie che mi ci fa modifica, i batterie, i pallini, due bacchette, prima chiaramente fatti, Certo, pian piano, però. sembrate che E poi ha superato magari lo zio nella bravura, giusto? Allora, mi dico una cosa, ora spieghiamo ai nostri telespettatori i modelli e a che cosa servivano una volta. Quindi c'era un goffino, quello grande grande, che serviva a che cosa? I goffini bove chiamavano. I goffini bove. I bove. E ci spiega un po'. Larghe, almeno 1 metro larghe e 1 metro cosa si chiama in chino, sto goffino la paglia. Questo era quando Di andavano a bucce. raccogliere la paglia, il frumento. Facevi i bucci la paglia, lavoravo su casa, tutta si mangiata. E da sera mangiavo sto goffone e ci buttavano di mangiare i goffini bove. Poi c'era i goffini agricoli, per i muri, per i cavalli. Lei mi raccontava che c'erano questi due cannisci che si mettevano uno accanto all'altro, Sì. che poi si mettevano, ce lo spieghi, ce lo racconti ai nostri telespettatori. C'era questo goffino che staccava, si mettevano due attaccato così, due muri, uno cavatto e uno davanti. Poi c'era i goffini dell'acqua. E come erano questi puffinetti I dell'acqua? goffini dell'acqua si faceva si portava senza così Ok. e tanti auto così, tanti, che ci faceva 4 anni di terracotta qui dentro. Arrivato a tanti a casa, si scappava l'auto goffino, Ora arrivano gli altri. si Ecco, questo buttava. qua per dire è quello dei muli, giusto? No. Un goffino di Vanignari questo. Ah, questo è per la vendemmia, La questo è per la vendemmia. 5, 6, 7 riviste ce n'era tante. Ora i goffini dell'acqua usavano di questo modo qua. Li univano, così. perfetto. Arrivato qua perché c'era la via che passava le cagge, lava le giabbanne e veniva tutto un cucchiato insieme a tanti e zaccare. E si metteva 2 guardate di qua, 2 di qua, si pigliava l'acqua di bevoratura. L'acqua fresca si Di manteneva, buzzi, vero? Come l'acqua com'era dolce. nelle. Ora c'è la birra, Coca-Cola, non ce n'era sta Là cosa. c'era acqua fresca del pozzo che una volta si poteva bere, ora non si può bere più. Bellezza per guarda. Invece questo qua veniva usato quando si vendemmiava. Quindi i contadini riempivano questi di uva. Compravo, che ti facevo, che ci travagliavo da mestiere, li buttavo di badduare, di queste magazzine così. Mi stiamo 4 goffini, da tempo avevo quanti pagavo. 1 lira, 2 lire, Certo, 1 lira, certo. parlo da lira, giusto. Continuiamo. E quindi, e i contadini cosa facevano? Riempivano questo qua e non è che c'erano i trattori come adesso che li carichi per uscirli fuori dalla vigna, giusto? Venivano caricate tutte a spalla, quindi tutti sopra la spalla e via andare, che erano pesantissimi perché se li considera pieni di Allora, uva, dimmi che il proprietario aveva un muro, 2 muri, quelli erano i mezzi di locomozione. Di cioè- goffino grande, come sta arrivando un muro, se vediamo 4 guffinetti di questo, 2 guffinetti, 2 di questo ranno capo muro e 2 davanti, capito? 2 di questo caccino, 2 guffinetti ranno. E io buttavo pavimento, arrivavo pavimento, spucciamo, buccavo e questa storia qua. E invece questo è il panareggio. O E panaretto. qua dentro cosa si metteva? C'era un uovo, gli accoglieva i figli, Quando si andava nell'orto, quindi la massaia si metteva sto
suo panareggio così o andava a raccogliere le uova o si riempivano di... Mia mamma in campagna non niente, campagna di tempo mia mamma, le sorelle di mia mamma, erano pure ma in campagna non si c'è. Cappa che tu chiami, mamma, campagna non si ci andava. Perfetto. E poi mi faccia vedere altri modelli, invece quello col manico... una camicia. Ecco, questo qua a sto momento, io ho travagliato con 3 canne. Con 3 canne. 3. Ok. Vai avanti. C'è una partita invece sono con 2 canne. E perché? Che differenza c'è? Aspetta, ce lo dico io, guarda che c'è, Parla guarda, materiale, parla anche materiale. guarda qua, questa dica. qua, questo qua lo passa sotto, questo lo passa sopra. L'altro disegno, questo lo passa qua, con 2 canne, capito? Diventa tutto, già sto vacante qua, Sì. ci viene, all'altro giro che ci va la canna, la fece di giro, questo viene sotto e viene sopra qua, questo è sotto e passa sopra, capito? Questo giro qua, Ho capito. c'è tanto disegno da poterlo guardare, capito? Ora posi questo a terra e parliamo di questo. Ah, E parliamo, ora facciamo, lei si rivolga là e ci faccia vedere questo che cos'è, come lo chiamiamo noi questo? un altro canneccetto per asciugare il fico, I figo o i pomodori secchi. I pomodori secchi, Quindi tante da, cose. da buoni siciliani, ogni casa contadina siciliana, questo è in ogni casa contadina siciliana, perché noi comunque siamo dei buon gustai e comunque amiamo tutto ciò che ci tramandano le nonne, quindi ancora oggi si usa fare i pomodori secchi, i fighi secchi, a mostarda, per a asciugare, mostarda, bravissimo, la cotognata, tutte queste cose buone. C'era anche gente pratica, gli ammiri visto io, che tagliamo ora qua e tagliate qua, tagliate no come qua, invece io che faccio una a copecchio qua. Aspetti, intanto questo è fatto, aspetti, questo intanto perché per lei è facile sapere che sono canne, giusto? Ma diciamo ai nostri spettatori che questo è tutto fatto di canne, giusto? Tutto canne, La sì. canna tagliata a metà, no. A tempo giusto, No, tagliare. però non è tagliata a metà, è tagliata a strisce, giusto? No, una canna sana, Ecco, a spacca così, sì. a macchia e c'era, è tutta Perfetto. sana la canna, hai visto? È Ah, tutta quindi sana. è tutta sana. Sì, perfetto. tutta qua è una canna, ecco, capito? hai visto? Eh, Ah, va bene, ora ho capito, La canna perché è non sana, l'avevo no? capito. Quindi è tutta spezzettata ma è intera. E quindi che fa? Fa questo intreccio. metto questa canna qua, questo va usando una sotto, una sopra, e quando tocca qua, a taglio parecchio. E poi io avevo toccato, a taglio, i puntagli vengono a tutta che non si nota, capito? Infatti non si vede non niente, si è, vede è tutto un intreccio intero. Io per buttare qua che resterà fuori. Su questo io tagliavo che ogni tre che non si visse fosse qua tutta qua. Perfetto. Uno che vabbè, avremo. Questo è fatto piccolo, ma ne ha realizzato ancora più grandi di questi qua, Se vero? facevamo 2 mesi, Ah, 2 ecco. mesi, se contavano, No, non si può alzare. Non No, si no, può... no. Ah, ecco. mettevo un legno qua, Ok. un altro legno qua, uno tancavo qua e tancavo, si diceva Azzabbata. a zabbata chiamavo, che ci mettevo canisto lungo per l'ho visto per 2 mesi, poggiava a capatte e poggiava a Azzabbata. Ma che- Azzabbata. Questo è scopo che faccio io. Ora ci arriviamo a questo qua, perché nonno Gaetano, questo praticamente è, diciamo che è una chicca, è proprio in miniatura, ma nonno Gaetano, questo come chiamiamo? I scupazzi. Scupazzi. I scupazzi, che una volta le scope erano questo, ovviamente lei li vedete in miniatura per esigenze di spazio, ma nonno Gaetano fa anche le scope. Queste come vengono fatte invece? Questa non è Che scupazzi. è proprio la palma quella. Tutto foglio Perfetto. larga, però poi cucire dopo che taglia questa qua, ma io ho passato tempo con cotellezzo, e pigliato un cotelluzzo,
che una volta invece io una tavola e guardavo con tutti i ceni, Lo facevano con facevamo scopo perché insieme mi ricordo che di spazzatura il paese cattavo c'era, si usavano queste scopazze, queste scope. quindi gli operatori ecologici non usavano la scopa, una volta erano queste qua, tutte queste qua. Per casa, per stanzoletto, per Queste erano le stanzo pranzo, scope. eccetera. Quelle naturali. Ora c'è mi sta facendo male la testa. Oggi Ce tutti l'ha con fatta mia figliola, mia moglie. tutti con gli aspirapolvere, vabbè, ma i tempi cambiano, giusto? Però è Sì. giusto che comunque si conosce Ma anche i questo, che vestiti- adesso comunque io lo dico, me ne sono fatta realizzare una perché a me piace usarla per il forno. Cosa? Per il forno a legna, giusto? Quando a scopare un forno a legna che lo devi pulire, Sì. si usa pure questa, bagnata nell'acqua, no? Se perché chi date plastica, Bravissimo, bravissimo. Però queste qua, ma difficilmente si trovano. Ma cacciaressa, in giro c'aressa, sta scopazza cacciaressa, sì. La troviamo, la troviamo. Non ce l'hai dato, ma se l'ha pigliato tuo papà. Ma perché comunque casa del papà si dice che è la casa grande, no? Allora, signor Gaetano, lei mi parlava di questa sua bella famiglia numerosa e fortunato, ringraziando a Dio, riesce a godersela ancora questa famiglia, giusto? E però parliamo che lei ha comunque un dono, che è quello di imparare, aver imparato quest'arte dell'intreccio. Ma lei ha qualche nipote che magari è curioso, qualche nipote che ha questa vena artistica? C'è qualcuno? Mi dica sì o no. Sì. C'è un nipote, vero? Ma è il più grande, non è, è là, sta facendo il segnale. Allora, io facciamo una cosa, facciamo una carambata, come se fosse una carambata. Mario, se tu mi dai l'autorizzazione, perché comunque spulciando e chiedendo un po', sappiamo che il nipote del signor Gaetano, che si chiama Giuseppe. ha una vena artistica, quindi ha preso dal nonno qualcosa, no? Sì. È giusto che vanno a scuola, perché lei dice che l'istruzione A me di cosa? è alla base di tutto, perché non devono fare, in questo caso non devono assomigliare al nonno che lei si faceva bacchettare dalla maestra, giusto? Come gli diceva la maestra, suo padre che fa? Un contadino. E che fai? Sappi, c'è tutta una grazia per tutta pace. Perfetto. Allora Mario, possiamo far entrare Giuseppe? Certamente. Ok, Giuseppe. Giusto appunto c'è una Ecco. sedia. Giusto Bravissimo. appunto c'è- Adesso scusate, ma è tutto in diretta, quindi Giuseppe, siedi qua. ciao Giuseppe. Buonasera, So che buonasera. tu non ti piace apparire, Sì. però scusa, è un onore che devi fare al nonno. Giusto, Perché? faccio compagnia al nonno. Vai, allora, dimmi un po', intanto tu di questo nonno. Sto nonno sprint, che tra l'altro Questo non nonno vogliamo sprint, dire l'età, ma mi posso garantire che è un nonno che non In gamba, in dimostra gamba. l'età che ha, ma ha la sua età ed è bello pimpante, bello pimpante. E che Quindi- dici, mio nonno è una persona abbastanza pimpante, nonno? sei il primogenito? Io sono il primo nipote, il più grande, e a modo cioè, non dico non ci impone di fare queste cose, lui cioè, chi vuole lo vede fare, Certo, ma tu, e chi lo ma tu vuole sei seguire. curioso di voler Sono abbastanza Sei curioso. anche perché tu comunque hai un'arte nelle mani. Sì. Allora Mario, io lo so che oggi è una puntata un po' così, però siccome ci sono tante belle cose da fare vedere, e penso che sia giusto, perché il ruolo di sé che è anche questo, portare a conoscenza, alla scoperta di talenti tra virgolette ignoti, talenti che non si conoscono, ma che a Caltagirone ne abbiamo tanti, e quindi quando c'è un ragazzo del genere e per puro caso ho scoperto quello che fa, non possiamo non metterla a conoscenza. Quindi un attimo mi allontano, oppure Mario fai, No, la fai- mamma ecco deve- la deve mamma, portare- ecco la mamma La mamma- porta questa cosa qua, grazie.
Allora, questa opera, qualcuno dice, pensa, questa l'ha fatto un ceramista, questa l'ha fatta Giuseppe. Da dove nasce questa passione? Diciamo che sei figlio della terra, Esatto. quindi figlio di un Intanto- contadino, figlio della terra, perché io dico che Caltagirone, sia con l'agricoltura che con la ceramica, è la terra che accomuna. Quindi Esatto. da questa terra tu ne hai fatto un capolavoro. No, comunque uno ci prova a fare Ma qualcosa. come ti viene come ti è venuta? Tu hai fatto un corso, hai fatto Non scuole? ho fatto nessun corso, Sei autodidatta? sono un autodidatta, la passione è quella che mi spinge a fare queste cose, Ma comunque la poi le voglia teste di moro. di far continuare la tradizione delle teste. Qualcuno pensa che sia uno stampo. Non Magari sono noi, io stampi. siccome li penso tutti, che magari dall'altro lato Sì. dice magari è uno stampo. Quindi No, questa è tutta realizzata questa a è mano. tutta realizzata a mano, non c'è l'utilizzo di uno stampo in nessun dettaglio. E come ti è niente, sì. venuta questa scoperta? Ma in realtà non lo so neanche io, forse magari è l'amore per questa per L'amore per l'arte, tutto ciò che è cultura esatto, nostra. Esatto. Quindi. E poi comunque i calatini siamo abituati a vedere queste cose ovunque, quindi un giorno ho detto ora metto anch'io a fare qualcosa. E devo dire che sei. E sta riuscendo. Che piano scuola piano. stai facendo? Frequento l'Accademia delle Belle Arti, Bravissimo. anche se non è il mio settore, la scultura, però. Però è un bel completi, passatempo, esatto. completi. Esatto, esatto. Quindi nonno Gaetano, quindi sto nipote ha preso da nonno Gaetano perché c'ha sta vena Fa artistica. piacere. Che cosa pensa lei di questo nipote che è il primogenito? È il più Ma grande? diciamo se perché la verità, però mi piace il rispetto che ci abbiamo e che mi dà un nonno, un bazzonietto, mi vede. Bravissimo. Però la Eh, scuola È importantissimo. è alla base di Ragazzi, tutto. andate a scuola. Infatti, ragazzi, andate a scuola. Invece per l'intreccio, deve essere lavorato. bravissimo. Per l'intreccio sono. Sei tentato a provare? Sono tentato, ho già sperimentato quando ero più piccolo, però non sono ai livelli del nonno. Vabbè, ma tuo nonno Eh, a 12 anni l'ha detto lui, io il esatto. primo mi è venuto malissimo, però dopo E le cose sono con la così. manualità Esatto. viene Con bene. l'esperienza che diciamo che ti fa diventare una persona brava veramente. Da grande cosa vuoi fare? Cosa pensi? Qual è la tua direzione? Sicuramente lavorare nell'ambito artistico, poi Bravo. intanto vediamo. Sei figlio di Caltagirone. Esatto. Possiamo dirlo che è un figlio di Caltagirone. Esatto. Allora, purtroppo noi abbiamo un tempo che dobbiamo finire purtroppo, nonno Gaetano, perché altrimenti staremmo qua a parlare per ore e ore, ma non possiamo perché noi abbiamo un punto poi dove dobbiamo fermarci, perché sennò Mario ci bacchetta tutti. No, Quindi ha capito? Mario, piano. Ecco. Quindi è un bravo ragazzo. Allora, intanto io veramente grazie per averci accolto. Glielo dico col cuore, è stato un piacere per me poterla intervistare, è stato un piacere fare la tua conoscenza, comunque noi ci rivedremo. Ok. E intanto assieme auguriamo ai nostri telespettatori, guardiamo là, Sì. tutti là, no, anzi guardiamo qua, Guarda, questa è colpa di Mario che guardiamo. ci fa di qua e di là, guardiamo tutti là e auguriamo ai nostri telespettatori una serena notte. Buonanotte. Buonanotte.